Serrarico ed Ortonovo nel lago di Negrotto danno vita ad un match appassionante dove la tecnica lascia spazio al puro agonismo. Il Serra in maglia bianca deve cercare di tenere il passo di Molassana e Baiardo, mentre l'Ortonovo deve uscire dalla zona play-out. L'Ortonovo però riesce nell'intento di siglare il gol del vantaggio sul finire della prima frazione quando Pegollo ribadisce in rete di potenza dopo la punizione di Rosati. Il Serra nella ripresa parte forte, Lobascio avrebbe la palla del pareggio ma non riesce a coordinarsi come vorrebbe, mentre un minuto più tardi sulla palla che esce dall'area ci provano prima Sardo e poi Giampieri. Se il primo tentativo viene contratto dalla difesa, il secondo termina lontanissimo dalla porta difesa da Pigini. L'Ortonovo si fa vedere dalle parti di Fuselli 10 minuti più tardi, ma il diagonale di Rosati non inquadra lo specchio della porta. Mentre ormai il Nevischio fa da sfondo al Negrotto, lo spettacolo è soprattutto sugli spalti, con gli ultra del Serra che non la smettono un attimo di incitare la loro squadra. Nonostante i canti però i loro beniamini non riescono a prendere in mano il pallino del gioco e l'Ortonovo va vicino al raddoppio, ma dopo questa azione insistita di Verona, Pegolo non riesce nel tap-in che sarebbe valso il 2-0 e la doppietta personale. Il Serra però non si scompone, con un'iniziativa dalla destra del solito Lobascio mette in apprensione la difesa ospite e il tentativo in corsa di Serrando viene deviato in calcio d'angolo. Il gol non arriva nonostante gli sforzi dei padroni di casa, Matranga centra benissimo dalla destra per Ruocco che viene però anticipato da Spagnoli al momento dell'incornata e un minuto più tardi, sempre di testa, ci prova Ronco che a differenza del compagno colpisce, ma la palla termina sopra la traversa. Nel finale mister Repetto sposta Prestia a centravanti nel tentativo di raddrizzare l'incontro. Lobascio al 40° va giù in area, ma Alberti d'Imperia non ravvisa gli estremi per decretare il rigore e non ammonisce neppure il numero 11 del Serra. Incredibile però quello che succede subito dopo. Pigini mette il pallone a terra, Ruocco chiede all'assistente se il pallone sia regolarmente in gioco, l'assistente dice sì, il numero 9 mette in rete, l'arbitro però inspiegabilmente ammonisce lo stesso Ruocco per non aver permesso a Pigini di rimettere regolarmente in gioco la sfera. Si resta così sullo 0-1 che sarà anche il risultato finale dell'incontro. La mossa di Prestia centravanti non porta risultato, gli ospiti espugnano il Negrotto grazie all'acuto di Pegollo e conquistano 3 punti fondamentali in chiave salvezza.